Eccoci, siamo in diretta, in registrazione. Federico Caner, assessore della Giunta regionale del Veneto. Come prima cosa, io vorrei fare i complimenti alla Giunta perché, posso darti del tu? Sì, Oh, certo. perché ti Anch'io. hanno dato tutta una serie di deleghe che stanno benissimo assieme, cioè Sì, veramente, seriamente, rappresentano una filiera completa. Finalmente qualcuno che si occupa di un tema dall'inizio alla fine, perché assessore ai fondi europei, fondamentale, al turismo, all'agricoltura, al commercio estero, quindi sì, dal territorio ai prodotti all'esportazione, lo sviluppo montano, che è un tema fondamentale per sì. l'agricoltura e per il territorio, fino alle produzioni ambientali e vegetali. Quindi abbiamo tutta una serie di elementi che parlano di ambiente. Quindi, bene, posso complimentarmi per questo? Grazie. In effetti è giusto e corretto quello che dici. Devo dire che è anche molto impegnativo però. Certo, però non hai alibi, nel senso No. che, nel senso che tutto, bene o male, è nelle tue mani. Allora, scusa, lo so, forse non è una domanda affascinante per i nostri ascoltatori che non siano proprio espertissimi, ma mi viene spontanea, perché adesso si parla moltissimo della nuova PAC, cioè dei contributi che l'Europa dà all'agricoltura, in questo caso, piano agricolo comunitario. Ecco, però ci sono un sacco di lamentele da parte degli agricoltori. È fondamentale, no? I contributi che arrivano danno un indirizzo a tutto. Sì, assolutamente sì, soprattutto per l'agricoltura di montagna, ma in generale noi dobbiamo puntare molto sul tema della biodiversità perché insomma l'agenda europea va su questo, la strategia Farm to Fork, l'agenda 2030 punta tutto sulla sostenibilità, tale per cui il 40% dei fondi che verranno messi a disposizione, quindi che noi gestiremo tramite i PSR, come dicevi tu, ti do del tu anch'io, verranno gestiti proprio con questa idea, con questa logica. Quindi dovremo un po' tutti, allora che piaccia o non piaccia, ma noi ci crediamo molto come regione da questo punto di vista, dobbiamo puntare molto sulla sostenibilità, sul prodotto biologico, sulla tutela ambientale, che diventa poi fondamentale non soltanto per avere dei prodotti diciamo anche genuini e per rispettare il nostro ambiente, ma permettimelo, da assessore anche al turismo oltre che all'agricoltura, diventa fondamentale anche per accogliere i turisti nel nostro territorio che quando vengono qui vogliono vivere un'esperienza e vogliono farla in un ambiente che sia quantomeno sano, aperto, pulito, no? Quindi il tema del turismo outdoor e slow e green oggigiorno è un must. Ma guarda, allora nel nostro slow tour padano l'obiettivo era proprio quello, no? Cioè io racconto sempre, ed è vero, insomma, che sono l'inviato speciale per conto del Grana Padano per individuare quello che sta facendo l'agricoltura, tutta la filiera, quindi non solo quella agricola, ma anche la trasformazione, la produzione, per essere più ecocompatibile. E devo dire che ho visto una serie di cose anche molto interessanti. Francamente, lo devo ammettere positivamente, ma non perché siamo vis-à-vis in Veneto moltissimi esempi. Il Veneto è molto avanti, tra virgolette. Secondo me, un elemento fondamentale che accomuna poi il Veneto con la mia Emilia-Romagna è la tendenza a mettersi assieme, a fare cooperazione, no? E a non essere individualisti. Sei d'accordo su questo? Assolutamente sì, questo è fondamentale. Devo dire che la tua Emilia Romagna, che io amo particolarmente, e tra l'altro sono molto amico anche del presidente e degli assessori dell'agricoltura e del turismo, devo dire che sul tema della cooperazione è ancora un tantino avanti rispetto al Veneto. Penso che sia una tradizione storica che quella regione ha. Però ci stiamo impegnando tanto anche noi per farlo con strumenti diversi, facendo soprattutto rete tra gli imprenditori. Ecco, noi abbiamo una cultura forse storica che è più individualista in Veneto, che ha fatto grande il Veneto, perché il Veneto ha anche delle grandi produzioni, non solo sul tema agroalimentare, ma penso anche al mondo dell'artigianato, per esempio. Però è anche vero che oggi come oggi stanno capendo gli imprenditori che devono mettersi assieme a fare squadra e noi li stiamo accompagnando, diciamo, per mano, soprattutto nel settore agroalimentare, per finanziare tutti quei progetti e per la verità lo sto facendo anche nell'ambito turistico, per finanziare tutti quei progetti dove vedo
condivisione, dove vedo la capacità di cooperare, di mettersi assieme. Quindi sicuramente questo è un lavoro che abbiamo cominciato a fare e che dobbiamo continuare a fare, perché assolutamente è il futuro per reggere anche quelle che sono le sfide a livello internazionale. Guarda, il nesso tra agricoltura e turismo nella nostra conversazione è già uscito tante volte, perché è ovvio, no? Nel senso che l'agricoltura è quella che determina il paesaggio e di conseguenza il paesaggio è l'attrazione per il turismo. Per non parlare poi delle eccellenze enogastronomiche, voi siete ricchissimi, che sono una delle motivazioni per i turisti. Un aspetto particolare è però lo sviluppo montano, appunto, quindi in qualche modo evitare che la montagna venga abbandonata. È un vostro problema questo? Sì, direi che è un problema un po' di tutte le aree montane. Io sento anche i miei colleghi, assessori di altre regioni, tutti abbiamo il problema dello spopolamento montano, perché i giovani purtroppo cercano altre condizioni di vita, anche se è vero che oggi come oggi c'è un ritorno all'agricoltura in generale da parte dei giovani e anche all'agricoltura di montagna. Sta a noi accompagnare questo processo di ritorno e va fatto ovviamente con l'aiuto, non solo con la vicinanza delle istituzioni, ma anche con l'aiuto economico, che è fondamentale. Devo dire che su questo proprio ora stiamo discutendo del nuovo piano strategico nazionale tra colleghi della Commissione Politica Agricola della Conferenza delle Regioni, e a breve avremo anche un incontro, l'ennesimo incontro col Ministro, proprio per stabilire queste linee strategiche. Inserito la montagna come una delle, diciamo, delle aree che maggiormente deve essere soggetta a maggiori contribuzioni da parte pubblica, proprio per aiutare i giovani a rimanere o a tornarci. Devo dirti però, ti do un dato, che già in Veneto noi abbiamo una produzione di valore legata all'agricoltura di montagna che sfiora neanche il 10% della produzione regionale. Però i fondi PSR che noi diamo sono il 40% di Certo. tutti i fondi. Quindi vuol dire che già ora, io lo dico sempre agli amici di montagna, quando giustamente, come dici te, si lamentano, dico però guardate che noi vi diamo già il 40% di tutti i fondi, nonostante la vostra produzione sia inferiore al 10%. Quindi vuol dire che un'attenzione alla montagna c'è già. Certo che dobbiamo spingere un po' di più, perché se c'è l'abbandono della montagna significa anche problemi poi di tanti tipi, compresa la difesa del suolo, per esempio, che oggi con i cambiamenti climatici è un bel problema. Senti, un'ultima domanda. Allora, molta parte delle nostre puntate, che in questa seconda serie sono state 6, dedicate appunto allo Slotur Padano, le abbiamo girate in Veneto. Le abbiamo girate in Veneto, tra l'altro nella prossima puntata, che è l'ultima, che va in onda appunto sabato pomeriggio alle 15:30 su Rete 4, una bella fetta della puntata l'abbiamo girata a Padova, nel Padovano, nei dintorni, in città e quant'altro. Ecco, in Veneto, guarda, ti dico, siamo stati sui Colli Euganei, abbiamo parlato di vino, anche di terme, di parco regionale, eccetera. Siamo stati appunto nel Padovano, Orto Botanico di Padova, il grande mercato di Padova, bellissimo. Siamo stati nelle risaie del Vialone Nano a Isola della Scala e siamo stati molto bene, con grande interesse, sull'altopiano di Asiago. Ecco, mi sono reso conto di una cosa, che il vostro territorio è uno dei più vari che c'è, cioè la variabilità climatica, cioè voi partite dalla montagna, passate per le colline, la pianura fino praticamente alla laguna e al mare. E Sì. questo è sempre una specie di Italia, diciamo, in sintesi. Ma direi che questa è un po' anche la fortuna del Veneto. Il Veneto non a caso, secondo me, è la prima regione turistica d'Italia in termini di arrivi e di presenze turistiche, perché abbiamo tante destinazioni differenti. Quindi, come dici te, si passa dal mare alla montagna, al lago di Garda, per esempio, no? Le colline, le città d'arte, il Polesine. Il Polesine, tu hai citato la laguna, ma c'è anche il Delta del Po, che è secondo me un ambiente, anche dal punto di vista della natura, della fauna e della flora selvatica, ha un qualcosa di incredibile, e ci sono anche molte produzioni tipiche collegate anche a quelle aree. Penso alle ostriche di Scardovari, per esempio, che sono Certo. fenomenali, e quindi ovviamente agganciando questo bellissimo territorio alle produzioni tipiche che abbiamo, che ormai tra prodotti DOP e GP ne abbiamo, e DOC e di OCG ne abbiamo oltre una novantina, riusciamo, diciamo, a combinare quell'aspetto agroalimentare con quello turistico. Il tutto, come dici te, passa per una difesa agroambientale che deve essere, della biodiversità, che deve essere assolutamente non solo mantenuta ma implementata. Su questo ci stiamo impegnando molto, non è facile, lo dico francamente, anche perché noi viviamo in un territorio
quello della pianura padana, dove per esempio fare biologico non è facile per le condizioni climatiche, e quindi bisogna anche accompagnare l'agricoltore da questo punto di vista, che ha bisogno comunque di avere una certa competitività a livello aziendale, e quindi fargli tenere la stessa competitività rispetto al convenzionale non è semplice, quindi vanno accompagnati, stimolati e aiutati, perché no, anche con finanziamenti pubblici. Su questo abbiamo chiesto al Ministro un'attenzione particolare sul piano strategico nazionale. Guarda, ma hai ricordato il Delta, ci siamo stati nella prima serie, bellissimo. Una cosa che mi incanta è, in Veneto soprattutto, questo rapporto tra, diciamo, la storia, i monumenti, cioè le ville venete sono in realtà dovute a una strategia agricola, no? Perché a un certo punto, insomma, non ti sto a ripetere la storia che sai 20 volte meglio di me, però c'è sempre questo rapporto tra territorio, agricoltura, turismo, storia, monumenti e quant'altro, che insomma, devo dire, da voi il cerchio si chiude e quindi è estremamente interessante. Hai fatto bene a citare le ville, perché non sono fondamentali soltanto dal punto di vista culturale, ma come dici te, in origine all'interno della villa c'era tutto, era un microcosmo dove all'interno le aziende agricole in primis lavoravano, producevano, e quindi è un mix tra cultura e agricoltura naturale. Infatti noi adesso le stiamo cercando di riportare alla ribalta proprio come erano in origine. Bene, ti lascio proseguire il viaggio. Noi siamo molto Grazie. fieri però di aver avuto l'appoggio di Veneto Agricoltura e della Regione Veneto. In più, sai che abbiamo anche l'imprimatur del Ministero dell'Agricoltura e della Transizione Ecologica, quindi cercheremo di continuare. La sabato va in onda l'ultima puntata di questa serie. Insomma, se ci sarà un'altra serie, io ti disturbo un'altra volta. Ma guarda, mi fai soltanto che piacere, è stata una bellissima conversazione e ti ringrazio anche per il lavoro che state facendo, perché portate alla ribalta non solo le eccellenze venete, ma anche le altre a livello nazionale. Questa è una terra che, parlo del paese Italia, che da questo punto di vista può competere a livello internazionale con chiunque. Grazie a Federico Caner, grazie.